Siamo col coach delle ospiti. Coach, come ha visto questa sconfitta però combattuta, diciamo, delle sue ragazze? Giustamente c'erano delle ragazze, Raffaele, Scardino, Lombardo, mancavano, erano le play, guardie titolari, è stata dura, difficile, ma le ragazze comunque hanno combattuto fino alla fine, penso che si sia visto e sono contento comunque del risultato perché la prestazione delle ragazze ci hanno messa tutte. Sì, dicevamo anche con il coach delle Padrone di Casa, è stata una partita molto fisica, molto intensa, avete avuto anche qualche contesa a livello arbitrale, diciamo che è stata una partita in cui si sono sentiti i muscoli di entrambe le parti. Sì, questi ovviamente essendo playoff, poi sempre contro il Catania, ovviamente è una partita dura, noi ovviamente dobbiamo reagire, quindi sono partite dove si deve lottare fino all'ultimo minuto, è così, è così. Cosa ti aspetta da gara 2? Mi aspetto una bella vittoria magari, speriamo. Grazie coach. Grazie a voi. Vieni Ale. Dunque vi salutiamo dopo questo post gara con le nostre ultime impressioni qui dal Palagalermo. Abbiamo commentato una bella vittoria della Rainbow. Sì, ci vediamo alla prossima, vediamo un po' come va il ritorno e poi vediamo se la Rainbow appunto continuerà questo percorso e ci vediamo con un'altra gara. Grazie per averci seguito. Grazie.